No, I'm not a writer. Domenica qualcosa a aprile, siamo tornati al coso. 8 aprile. Siamo tornati al castello di Susegana, però non abbiamo, cioè non è che non voglio fare video, c'ho un smerdaio di video vecchi a montare e quindi oggi non si documenta, ci facciamo il picnic, occhio, più o meno da quelle parti là dove c'era il ponte ancestrale che c'è nei video che devo ancora montare, ma che te giustamente già vedrai prima che questo sarà online, sempre i soliti casini, non spoil. Sei disordinato? Ma sì, Casinista. ma non spoil. Raccontaci P, che senza nessun senso logico e cronologico noi ci mettiamo a fare il picnic qui, ma se campi così, bello. Guarda, c'è anche il ponticello, c'è il culo dell'Alessia, così sempre in bella vista. Qui c'è il mio CP con la faccia da pipino, vero che hai fatto il bravo CP oggi, a parte quando volevi sbranarti il cane là, vabbè, insomma, a parte quello, hai fatto il bravo CP. Sì, ma digli CP, che anche tu stai facendo il picnic, digli, ma sì, guarda, anch'io ho le mie cose che non mangio, perché sto aspettando il panino qua con l'affettato e il formaggio del zingano qua. Ma non va bene. CP, mangia le cose da CP. Dormire sognando. CP ha detto io voglio addormentarmi con la vaschetta e l'affettato sul naso. Vero CP? Cara. Ah! Dimmi CP. Cosa c'è? È la faccia di chi vuole chiedere qualcosa, dai. Ma hai 2 crocchi? Hai l'acquetta? Cosa ti manca? Hai i bacchetti, è pieno di bacchetti. Però è signor là col trattore, cioè mi digli. Noi abbiamo detto che era pronta la pasta asciutta, ma lui non ci ha creduto. E quindi ancora là non va a casa a mangiare. Porco cane. Perché io oggi ho deciso che il segreto della felicità per oggi è trovare un prato giallo, un'amorosa, una a caso, e non farò niente, anzi contemplare il venticello. E CP invece nella sua visione, perché sai che ognuno ha il proprio occhio che guarda, ognuno ha la sua visione e interpretazione della vita, è pinciarsi quel cagnolino là, e che giustamente, contemporaneamente anche lei dice no, è troppo distante e quindi niente, mi ributto giù. Vero CP? Mi hai trovato il baù che era lì e tu lo guardi, sì, anche un baù ma è quello di prima. CP, ci sono i cavalli. CP mi sembra tranquillo, ma noi per sicurezza Lo prendiamo per la maniglia? sì, Prendi tu. teniamo legato il CP che ha visto il cavallo. Guarda che bello, hai visto? Il cavallo è bellissimo. Già mangiato? Sì, sì, già mangiato. Buongiorno, guarda che bello l'altro. Si è offeso Non il di? primo. No, vabbè, belli tutti e due, ma guarda questo, cavolo. Hai visto che bello è? Mi è grande. Altro che te. Guarda. È anni 70 con le zampe di elefante. Questo è abuso di fidanzati. Quelli erano i fiori, io intendevo questo è abuso di fidanzati. No, è il suo cane che è sopra i miei piedi perché sta sorpreso leggero e l'unghietta piantata. Che al mercato un topolino. Cosa? Nell'aria c'è polline di te. La notte veste di luna l'alta marea. Dopo mi viene da dire che se prendo freddo mi viene la diarrea, ma non mi pare che era così. Ok, che casino coi video, che casino coi video. Allora succede che, però vedi, cioè, a mia discolpa, cioè, ok, vabbè, cioè, allora, praticamente, vedi, questa G sembra un 6, quindi tra 26 giorni, perché è in dialetto nostro locale, quindi era giusto. Invece no, era tra 2 giorni, non prima, non dopo, e ormai sono passati. Speriamo non sia stata roba a scadenza.
Bam! Cosa mi ha preso questa fidanzata? Cos'è? Squazze? Aprire tassativamente domenica, prima parte. Cos'è che ha preso sta amorosa? Allora, aprire tassativamente domenica, prima parte, seguire l'ordine delle parti. Cara, poretta. Oh, cazzo. Non scrive bene. Non scrive punto. Cos'è cane? Cosa mi ha portato? Porca. Cos'è che ha preso? Cos'è sta roba? Che cazzo? Cara, i biscottini, la calzetta. Ste tose. Ste tose che ci viziano. Invece era pensando dopo cena con lei che adesso sta arrivando. CP, non è roba per noi ste robe di pazienza. Noi prendiamo la forbice della potenza e facciamo così perché noi abbiamo la forbice di power. Guarda massa, eccolo. Wow. Cos'è? Ah, un Babbo Natale, pensavo fosse una roba un po' ambigua, invece no, è un Babbo Natale. Allora, seguendo l'istruzione, prima 1, dopo 2 ed infine il 3. Beh dai, no, è abbastanza facile. Seconda parte, apri con cautela. Ma siccome mi vede magro, perché mi dà sempre da mangiare, no? E quindi mi dice, questo è deperito. Sarà mica quello che penso io. Aspetta. Che cretina. E terza parte, cara del signor, che poi oggi abbiamo passato una giornata parecchio distruttiva. Cioè a fare un cacchio, no? Fare un cacchio ti distruggi, no? E quindi sembra che non ho... Sì, ti ho detto, guarda che mi vuole ingrassare. Porco cane, cara del signore. E poi ho cioccolato. CP, anche a te, ti vede magra anche a te, cazzo. Tutti dicono che sei grasso. Cara, ste tose. Io adesso sono tipo in imbarazzo, no? Hai capito?